Ciao ragazzi, guardate che spettacolo, una scenografia lunga, interminabile e appetitosa. Pensate, 240 metri di spiedo, permesso? Chiedo scusa buon uomo, 240 metri di spiedo, perché se mettiamo una di seguito all'altra, grazie a tutte queste spade, quella è la distanza che viene coperta. E questo è il famoso Speo dei Morti, lo spiedo dei morti che si fa qui alle Va di Montecchio Precalcino. Si chiama così perché qui viene fatto in occasione di questa festività. Però voglio subito sgomberare il campo da ogni dubbio, non c'è nulla di irrispettoso in quello che vedrete tra poco, perché anzi lo spirito con cui viene fatta tutta questa manifestazione la nobilita questa ricorrenza. Ma intanto andiamo a capire che cosa c'è su questi spiedi, qual è la materia prima. Pensate che tutto parte dalle quaglie. Andiamo a capire perché. Ma dopo torneremo, Tradizione di Montecchio Precalcino, di Levà di Montecchio Precalcino, era la quagliagione, le famose quagliare, dove le quaglie venivano catturate con le reti, col cortineo, e dopo venivano vendute, non venivano mangiate dal popolo, venivano vendute ai ricchi, era fonte di guadagno. Levà ha sempre fatto lo spiedo di piccoli uccelli fino all'80. Dopo per la legge non si è più potuto fare e lo spiedo è andato morto. Nel 2000 abbiamo ripreso con le quaglie. Perché riprendere in mano questa tradizione? Perché se non prendiamo in mano le tradizioni, con sto computer, non so dove andremo a finire. Cioè la vita è un'altra, non è solo computer. Una volta si aspettava questo momento con gioia, con trepidazione, lo spiedo, lo speo, e adesso che ripristinare questa tradizione che c'era da secoli qua a Montecchio Precalcino. Io sento dell'orgoglio però nel portare avanti queste cose, o no? Tradizione della famiglia mia, della famiglia di tutti quanti in pratica. Tradizione si porta avanti e... Tutti avete toccato con mano questa tradizione qua. Avete vissuto anche di quaglie? No. I tempi che potevano esercitare la cattura della quaglia con le reti, lo andiamo prima degli anni 50. La quagliara, il palo, i paiotti certo, appesi, le reti sotto. Io ricordo, sono tramandato dai nonni, figli. Adesso basta, è vietato, adesso vai allevamento. Comunque erano bei tempi qui. Bella, che avete detto qua le carne qua, no? Che avete dentro l'olio che ti tiri giù dai quaglie, sotto delle carne, te lo usi, metti qua, e poi noi mettiamo dentro pointa, e ora che chiamiamo pointa onta, perché ciappa è il gusto della quaglia o del maschio. È la buona? È la buona? Speciale. C'è un piccolo esercito dietro allo Speo dei Morti qui di Levà, di Montecchio Precalcino. Volontari di questa comunità che si danno da fare veramente tantissimo per arrivare al successo di questa manifestazione, con uno sfondo benefico perché il ricavato poi va in beneficenza, in particolare alla parrocchia. E pensate che ad esempio questo palazzetto polifunzionale è stato costruito anche grazie ai proventi di questa festa, buona parte dei quali poi va anche all'asilo. Insomma, lo spiedo aiuta anche a fare del bene. Questa non è una sagra, quindi non ci sono né tavoli né sedie, ma allora tutta sta gente, Dario? Tutta sta gente viene qui perché è il Quaglia Day, un giorno in cui noi della confraternita abbiamo pensato che si mangia tutti assieme, in compagnia, fra famiglie o amici. Quello che una volta già era Speo dei Morti, dove chi faceva un rosto di osei, tutti insieme, oppure chi non faceva rosto di osei, faceva gli osei di scappare, che già era salvia e carne assieme, fatto tipo un spiedo. E alla sera dei morti? E alla sera dei morti si stava insieme? Si stava tutti in compagnia. Noi abbiamo pensato di riproporre la confraternita Speo de Quaglie, dove si sta tutti in compagnia, assieme, amici o parenti, per riscoprire la compagnia e l'aggregazione come un tempo. E quindi qui adesso cosa vengono a fare? E qui adesso vengono qui, ognuno arriva con la propria pentola di tutti i tipi, di tutte le misure, quella che ha più disponibile, e per poi mangiare tutti in compagnia, o oggi o domani. Don Lino, lo spiedo fa bene alla comunità?
diciamo è un modo, lo spiedo in sé è il fatto, ecco, che tanta gente fa un pochino questo tipo di portanti, questo tipo di iniziativa per far sì, ecco, che si possa avere questo ambiente e utilizzarlo anche per le varie attività della parrocchia. Don Lino si dice Dio vede, Dio provvede, ma se la confraternita che dà una mano, Beh certo, tutta la meglio. via. No, va bene così, dai, d'accordo. Quanta gente mangia, Daniele? E questa sera circa 2000 persone, 2000 piatti. E già tutti in fila là. Siamo usati oltre 1000 porzioni, 1200 usati da sopra. Me ne avanza uno. Una no, ma qui è extra è in più qui, qui che va via, sì. e qui extra è da una parte. Ciao Daniele, grazie ragazzi. Venisse a assaggiarle che è buone. Ma io sono finito ora che Stasera sì.